Bilancio positivo all'ARSI, un anno di lavoro record in quarta commissione ambiente, territorio e mobilità, presieduta dall'onorevole Giusy Savarino di Diventerà Bellissima. Si tirano le somme di un anno di proficuo lavoro, afferma l'onorevole Savarino, come confermano non solo i numeri complessivi delle sedute svolte, ben 98, ma soprattutto il numero di disegni di legge diventati legge. A volere fare una sintesi abbiamo esitato per l'Aula 8 DDL, quello sulla proroga delle concessioni demaniali marittime, sul riutilizzo delle acque reflue urbane, sulla regolamentazione delle aree sciabili, sul consorzio per le autostrade siciliane, dette casse, 2 disegni di legge correttivi di precedenti leggi regionali in materia di governo del territorio e di gestione delle aree di crisi ambientali. Sono stati altresì esitati un disegno di legge voto sull'esame al Parlamento nazionale in materia di contrasto agli incendi sul territorio siciliano, uno per la Commissione Bilancio finalizzato a promuovere la transizione energetica e la riduzione del rischio sismico, un altro volto a istituire un fondo di rotazione per il sostegno ai cittadini esecutati per il mantenimento dell'unica abitazione. Ma ricordiamo, prosegue la parlamentare di Diventerà Bellissima, che a tutto ciò si sommano anche altri disegni di legge inviati poco dopo il 30 novembre, penso ad esempio a quello relativo al riordino delle risorse idrotermali siciliane, un decreto legge su cui la Commissione Quarta ha lavorato alacremente per maggiorare una legge vecchia, garantire una serie di valorizzazione di tutti i siti termali e il rilancio della Sicilia termale nell'ottica di un approccio strategico all'utilizzo di questo patrimonio idrico straordinario. In ultimo abbiamo approvato 2 importanti risoluzioni parlamentari, una volta all'adozione di misure urgenti per garantire l'accesso al mare per i soggetti diversamente abili e l'altra finalizzata allo sviluppo dell'asta, ai servizi e al potenziamento dello scalo aeroportuale di Lampedusa. Ma non è tutto, afferma l'onorevole Savarino, perché nelle materie di competenza la quarta commissione ha tolto 60 audizioni con professionisti, sindacati, rappresentanti degli enti locali, dirigenti locali e regionali, rappresentanti di comitati e associazioni del terzo settore, finalizzati allo svolgimento dell'attività istruttoria dei disegni di legge esaminati, all'approfondimento di aspetti concernenti l'attività amministrativa locale, regionale e all'esame di questioni che potrebbero essere soggetto di futuri provvedimenti legislativi.